Bentrovati per Sguardi sul Veneto, siamo a Villa Emo, Fanzolo di Vedelago, con me c'è Ilaria Civiero, addetta museale di questa meravigliosa villa. Ilaria, raccontaci innanzitutto la storia della famiglia di Villa Emo, una storia antichissima quella della famiglia Emo. Innanzitutto buongiorno e benvenuti a Villa Emo. La storia della famiglia Emo è una storia molto antica. La famiglia Emo proviene molto probabilmente dalla Grecia, secondo alcuni studiosi, secondo altri da Vicenza. Si ha notizie della famiglia Emo a Venezia già nel 997 d.C. È una famiglia che nel 1297, alla serrata del Maggior Consiglio, entra a far parte del patriziato veneziano e da questo momento in poi svolgerà importantissime cariche all'interno del governo della Serenissima, come ambasciatori, procuratori e altro. Si ha notizia della famiglia Emo in territorio di Fanzolo e Castelfranco Veneto già a metà del 1400. È una famiglia che si adopera già da subito alla salvaguardia e alla bonifica di questi terreni. Ruolo molto importante viene svolto dal nonno del committente di questa villa, Leonardo Emo, detto Senior, in quanto nel 1536 Leonardo Emo riuscirà ad ottenere la concessione di una seriola, detta Seriola Barbariga, un piccolo, diciamo così, torrente della Brentella, e lui, grazie a questa concessione, riuscirà a portare le acque in questa zona e quindi ad irrigare i terreni circostanti, a fornire acqua per le terre ma anche per gli animali che pascolavano questi territori. E questo è molto importante per quell'epoca. Assolutamente sì, anche perché lui introduce moltissime nuove culture, in modo particolare la cultura del Gran Turco proveniente dall'America, andando a migliorare moltissimo l'alimentazione delle genti che vivevano in queste terre, abituate a mangiare solamente la polenta di sorgo rosso. Passiamo invece all'architettura. Questa è una villa meravigliosa, una villa palladiana. Ecco, raccontaci brevemente l'importanza a livello architettonico di questa villa. Esattamente, questa è una villa costruita da Andrea Palladio, il famosissimo architetto, molto probabilmente tra il 1556 e il 1559. Innanzitutto è importantissimo affermare che questa è una villa fattoria e tutto quello che viene realizzato da Palladio è proprio in concezione di questa politica agricola fondamentali in quel periodo nella Serenissima. Stiamo parlando infatti di un periodo in cui c'è stata la scoperta dell'America, i traffici veneziani verso l'Oriente vengono meno e quindi i nobili veneziani cercano una nuova forma di sostentamento, andando a bonificare i territori dell'entroterra e costruire le famose ville venete. Quindi noi ora ci troviamo nel corpo centrale, il corpo riservato ai nobili. Un corpo molto semplice, infatti linearità e armonia delle forme sono i due termini che userei per descrivere Villa Emo. Si compone appunto di 4 colonne doriche, l'ordine più semplice, un timpano triangolare con all'interno lo stemma della famiglia Emo, sorretto da 2 vittorie alate. Di fronte a noi invece c'è l'Aia, il punto fondamentale della vita agricola, dove appunto veniva effettuata la battitura del frumento, e anche la scalinata, che non è una vera e propria scalinata ma è una rampa, serviva appunto come proseguimento dell'aia per appoggiare i prodotti ad asciugare al sole, per la battitura del frumento e per salire con delle piccole carriole. Le ali laterali sono dette barchesse ed era lì che vivevano i contadini e lì c'erano le cantine, i granai, le stalle. Infine la villa si conclude con 2 colombaie per l'allevamento dei colombi che venivano mangiati e commercializzati. Le stanze interne, Ilaria, sono meravigliose, colme di affreschi. Esattamente, gli affreschi sono bellissimi, sono tutti opera di Giambattista Zelotti, veronese, compagno e collaboratore del più famoso Veronese, appunto. E questi affreschi sono datati dagli studiosi a ridosso del 1565, perché il 15 giugno del 1565 ci sarà il matrimonio tra Leonardo Emo, committente della villa, e Cornelia Grimani. Infatti, secondo la maggior parte degli studiosi, questi affreschi dal punto di vista iconografico e iconologico rimandano all'esaltazione del matrimonio e della fedeltà matrimoniale. Gli affreschi sono, la maggior parte dei casi, tratti dall'inesauribile repertorio delle Metamorfosi di Ovidio.
Ovidio è uno scrittore latino che vive a cavallo del I secolo a.C., I secolo d.C., che scrive questo importantissimo tomo in cui narra tutte le storie, le vicende degli eroi, degli dei, dei semidei, che terminano con una trasformazione come vediamo negli affreschi di Villa Emo. Molto importante è l'affresco alle nostre spalle con Cerere, che è la madre terra, la divinità dell'agricoltura, a ricordare ancora una volta la funzione di questa villa come villa fattoria, circondata dagli attrezzi agricoli. Nel salone centrale invece troviamo delle storie tratte dall'antica Roma che rappresentano il buon governo in contrapposizione con il cattivo governo, proprio perché il salone centrale è un luogo di rappresentanza della famiglia. E alle nostre spalle c'è lo stemma di nuovo della famiglia Emo in legno intagliato e dorato. Quante stanze sono visitabili, Ilaria? Sono visitabili 8 sale, sono tutte affrescate, gli affreschi sono ancora originali, non sono mai stati restaurati. A mio parere la stanza più bella è la stanza delle arti, dove sono rappresentate 6 tipi di muse che rappresentano l'astrologia, l'architettura, la musica, la poesia, la scultura. E in un certo senso omaggiano anche con l'architettura, ancora una volta Palladio, l'architetto, e è un omaggio che il pittore fa alla villa rappresentando nell'architettura il trattato di Andrea Palladio, i 4 libri dell'architettura, che lui pubblicherà a Venezia nel 1570. Altra sala molto carina è la sala di Giove e io, dove viene narrato appunto uno degli amori di Giove. Poi abbiamo la sala di Venere, la sala di Ercole e i 2 camerini delle grottesche. Siamo con Nicola Di Santo, che è il presidente di Credito Trevigiano, banca di credito cooperativo. Nicola, la villa era proprietà della famiglia Emo fino al 2004 e poi è passata a Credito Trevigiano. Perché? Sì, per 450 anni in modo continuativo è rimasta proprietà della famiglia Emo, di Conti Emo. Nel 2003, fine 2003, questi territori, queste zone, queste campagne sono state interessate da un'idea più che un progetto di escavazione di cave di prestito proprio nelle immediate vicinanze. La comunità, che veramente gli abitanti di Fanzolo in particolare, sensibili e molto vicini alla famiglia, si scandalizzarono dell'iniziativa e quindi in questo momento chiamarono a loro difesa intervento quindi la banca di credito cooperativo Credito Trevigiano, i cui soci praticamente coincidevano con la comunità e con la popolazione di Fanzolo in linea di massima. Quindi proprio una volontà popolare di salvaguardare questa villa. Veramente è venuta dal basso. Il Credito Trevigiano è una banca, non può altro che fare, mettere a disposizione i denari, e per cui ha messo a disposizione dei denari, quindi delle forme di finanziamento a tasso etico, affinché chi fosse intenzionato a sottrarre quindi i terreni destinati a escavazione di un comune già notevolmente colpito dalle cave della scavazione, per destinarli a mantenerli in agricoltura. Si rivolgono alla loro banca locale, alla loro banca del territorio, e la banca prontamente mette a disposizione quindi questi finanziamenti. Il problema, diciamo così, viene così condiviso non solamente localmente, ma poi si espande a tutto il comune di Vedelago e anche oltre, ed inizia una campagna di sensibilizzazione per mantenere questi terreni nelle colture e non deturpare quel territorio di cui è stato per moltissimi anni della famiglia Emo, oggi di proprietà a quel tempo del Patriarcato di Venezia. Anche il Vescovo di Treviso, il Patriarca di Venezia, si interessano a questa vicenda e ben presto, diciamo, i terreni vengono così debellati da questo rischio e rimangono in sostanza, per rinuncia anche del Patriarcato, di venderli a soggetti che potevano quindi impegnare questa realtà territoriale a cave. E così si salva Villa Emo. Ma un attimo dopo il conte Emo, che aveva già messo in vendita la villa, coglie quindi l'opportunità per dire: ma voi, banca locale, banca del territorio, in cui coincide anche quello che erano i fattori
della villa di quel tempo, perché non la comprate a voi. Non vogliamo discutere di prezzo o di quant'altro, troviamoci e con un bicchiere di vino e del pane e del salame combiniamo e facciamo l'accordo. Così avvenne, ci troviamo dal Conte i primi del 2004 e stipulammo un accordo di massima condizionato al passaggio della villa, alla compravendita della villa dal Conte Emo al Credito Trevigiano, condizionato alla volontà dei 6.000 soci del Credito Trevigiano di quel tempo, e da maggio del 2004 l'assemblea di soci, per acclamazione, approva il progetto e quindi la villa passa in proprietà dai conti Emo alla Banca di Credito Cooperativo Trevigiano, non senza nel frattempo aver ricevuto una serie di minacce e quant'altro che ha colorato così la vicenda, un po' di problematicità, ma questo ha rafforzato ancora di più l'invio di cartoline e messaggi da parte della comunità locale agli istituti pubblici, ai politici, a coloro che erano sensibili a questa iniziativa per farla propria. Ecco, adesso Villa Emo, che cosa è adibita oltre alle visite? Oggi Villa Emo è stata proprietà della Credito Trevigiano, ma è stata demandata la sua attività e quindi alla Fondazione Villa Emo, e attualmente è in parte adibita a locali bancari, quindi c'è la sede della Presidenza, del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Amministrazione, quindi attività. L'altra ala è destinata lo stesso a attività di ufficio, bancario, mentre il corpo centrale rimane a museo ed è esclusivamente destinato ad quindi ricevimenti, a concerti di un certo spessore e calibro, oppure a iniziative culturali a carattere nazionale o ultraregionale, perché la fondazione è un onlus che è a respiro nazionale. Ilaria, questa splendida villa è anche patrimonio dell'umanità. Esatto, questa villa dal 1996 è entrata con le altre ville palladiane e la città di Vicenza a far parte dell'inestimabile patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e per questo motivo viene salvaguardata sempre la villa e il territorio circostante, perché come avete potuto constatare è bellissima sia dal punto di vista architettonico, degli affreschi e storico. E per questo motivo noi la apriamo al pubblico tutti i giorni, 7 giorni su 7, è visitabile sia la mattina che al pomeriggio. Potete vedere i nostri orari di visita nel nostro sito internet www.villaemo.org oppure nella nostra pagina Facebook Fondazione Villa Emo e Antico Brolo. Benissimo, io vi saluto, ringrazio Ilaria per essere stata qui con noi, per averci guidato all'interno di questa meravigliosa villa, per avercela presentata e raccontata. Abbiamo appena ricordato gli orari di apertura della villa, mattina e pomeriggio, durante l'inverno e pomeriggio invece durante l'estate. Vi ringrazio, Sguardi sul Veneto ritorna come sempre martedì prossimo alle ore 15.